Coronavirus ritirata in Sicilia, il 99,9% dei tamponi è negativo, solo 6 nuovi casi, 0 in provincia di Agrigento. Scattano le denunce, controlli a tappeto sul territorio, dalla linea morbida si passerà alle multe. 14 tunisini protestano e vengono fatti scendere dalla nave della quarantena, sono stati trasferiti a Siculiana. A Montevago 1.000 euro per ogni commerciante, niente tari per 6 mesi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Covid-19 in ritirata in Sicilia, il 99,9% dei tamponi è negativo, solo 6 nuovi casi, 0 in provincia. C'è il servizio. Il coronavirus sembra voler abbandonare la scena. Sono infatti appena 6 nuovi casi riscontrati su 3.775 tamponi validati in Sicilia, lo 0,1%. E anche oggi in Sicilia non si registra alcun decesso legato al Covid-19. Pochi guariti, appena 7, mentre altre 11 persone hanno lasciato l'ospedale. Stabile rispetto a ieri invece il numero dei pazienti in terapia intensiva. Nessun nuovo contagio nell'Agrigentino, dove restano attualmente positivi in 43 e si contano 97 guariti. Sono scese ad appena 8 le persone in quarantena. Non risultano esserci più casi di coronavirus ad Aragona, Caltabellotta, Camastra, Campobello di Licata, Favara, Licata, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Ribera, Santa Margherita Belice e Raffadali. Come vedete siamo sempre attenti a cercare di dare una massima sicurezza a tutti, anche se devo dire molte lamentele sono pervenute nei confronti di molti nostri concittadini che non sono per niente giovani alcuni, in cui fanno degli assembramenti davanti al bar, in cui non capisco perché hanno la mascherina o utilizzano la mascherina come se fosse un collare. La mascherina è un dispositivo di protezione individuale, serve per coprire bocca e naso e quindi va utilizzata correttamente. Quindi quando siete davanti al bar in 4 in 5 che parlate, mantenete la distanza di sicurezza e dovete utilizzare correttamente la mascherina. Guardate che abbiamo fatto oggi un incontro anche con le forze dell'ordine locale, i vigili urbani, in cui saranno controllate molte aree del nostro territorio e saranno fatte delle sanzioni. Quindi ve lo sto dicendo perché non mi sembra che il comportamento che si è avuto in questi giorni sia un comportamento corretto. Non voglio arrabbiarmi perché vedo che è un comportamento portato avanti da persone mature, da persone responsabili, forse perché evidentemente hanno interpretato male l'apertura e la nuova fase 2. Guardate che ancora il virus è presente, oggi in Sicilia ci sono stati nuovi 6 cittadini che sono stati contagiati, quindi il tampone è ancora presente anche se in forma minore e quindi il virus è ancora presente anche se in forma minore e quindi visto che c'è ormai libertà di movimento in ambito regionale può essere anche contagiata da qualche nostro concittadino e quindi può essere un veicolo di contagio nei confronti dell'intera collettività. Quindi vi prego gentilmente di convivere con il virus e bisogna convivere mantenendo la distanza di sicurezza e utilizzando il dispositivo di prevenzione individuale che è la mascherina in forma corretta. Il piano provinciale di ricerche persone scomparse attivato una settimana fa dalla prefettura di Agrigento è stato sospeso. Giuseppe Fallea, il pensionato 84enne di Favara che è sparito fra mercoledì 13 e giovedì 14, non si trova, così come non è stata individuata neanche la sua macchina, una Chevrolet Matix grigia. Qualora dovessero emergere elementi per rintracciare l'anziano, il piano della prefettura verrà immediatamente riattivato. Nei prossimi giorni i carabinieri della tenenza di Favara continueranno a sviluppare possibili attività investigative. Decade il velo dell'omertà, adesso si denuncia, gli assembramenti non sono tollerati e i cittadini chiamano le forze dell'ordine. Dopo una fase di transizione e tolleranza la linea sarà dura, in arrivo multe molto salate da adesso in poi. Vediamo. Gli agrigentini denunciano altri concittadini. Per la prima volta forse possiamo dire che è calato il grado di omertà. Adesso un potenziale assembramento interessa, fa paura e viene denunciato. Segnalazioni così sono partite per le frazioni di San Leone, Bibirri e Fontanelle. Ad accorrere cercando di fare in modo che vengano rispettate e concretamente messe in atto le prescrizioni anti-Covid sono state le pattuglie della Polizia Municipale di Agrigento. Gli agenti sono intervenuti anche all'ufficio anagrafe di Piazza Gallo
giallo, dove per il rilascio di certificati si sono registrati troppi gruppi di presenti senza alcuna distanza interpersonale. I vigili urbani da giorni e giorni ormai stanno cercando di informare ed educare i cittadini, soprattutto i più giovani. Lo ha chiesto durante un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Maria Rita Cocciufa. Controlli anti-assembramento nelle ultime ore sono stati fatti in maniera più o meno mirata anche dai poliziotti della sezione volanti e della questura, nonché da quelli di tutti i commissariati e dai carabinieri. A preoccupare sono appunto i giovani e i luoghi che fino a prima dell'emergenza sanitaria erano abitualmente location di ritrovo e divertimento. Appare scontato che dopo questi giorni di transizione tutte le forze dell'ordine passeranno alla repressione per casi di eventuali assembramenti. I militari dell'Arma hanno già proceduto a fare complessivamente 20 sanzioni da 500 euro. Il messaggio da più fonti è stato chiaro. Il rischio di contagio non può dirsi non ancora archiviato, ecco perché appunto c'è un continuo sistematico richiamo a rispettare le prescrizioni. Ci sono poi realtà come quella di Licata dove l'amministrazione ha deciso di istituire un vigile urbano di quartiere per garantire il distanziamento sociale. E la prima settimana di giugno parte la stagione balneare. Preoccupati sono anche i sindaci sui quali ricadrebbe la competenza di controllare le spiagge libere. È evidente che un'attività di pattugliamento puntuale di tutta la costa è impensabile. Perché da lunedì scorso si può andare al bar, al ristorante, dal parrucchiere o in qualsiasi negozio e non si può celebrare un'udienza in tribunale neppure a porte chiuse e con la sola presenza delle parti? Se lo chiedono gli avvocati agrigentini che nelle scorse ore hanno aderito a un'iniziativa di tutti gli ordini forensi del distretto di Palermo al quale appartiene quello locale. Alla ripartenza delle attività di carattere economico e commerciale si legge nel documento sottoscritto pure dal commissario straordinario dell'ordine di Agrigento Silvio Miceli, fa da controaltare la situazione gravemente insoddisfacente dell'amministrazione della giustizia. Sanità, l'inchiesta sulle mazzette si allarga, ombre sulla gara per la fornitura di ecografi, ancora in corso approfondimenti investigativi, la Guardia di Finanza a caccia di riscontri su quanto emerso nelle intercettazioni. C'è il servizio. Per anni ha vissuto sotto scorta dopo aver denunciato affari e tangenti nella sanità siciliana. Adesso è lui accusato di corruzione ed è finito ieri agli arresti domiciliari. Antonino Candela, l'ex manager dell'ASP 6 di Palermo, attuale coordinatore per l'emergenza coronavirus in Sicilia, è uno dei 10 arrestati della maxi inchiesta della Procura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo che ha svelato un sistema di mazzette attorno a 4 appalti della sanità siciliana. Sorella Sanità è il titolo che è stato dato a questa operazione. Gare per un valore di 600 milioni di euro che sono state aggiudicate dal 2016 in poi dalla centrale unica di committenza della regione siciliana e dell'ASP 6 per la fornitura e la manutenzione di apparecchiature elettromedicali e per servizi di pulizia. Candela è accusato di aver intascato in più tranche una mazzetta da 260.000 euro dagli imprenditori che hanno gestito uno di quegli appalti. Il faccendiere Giuseppe Taibbi, ritenuto vicino all'ex manager Antonio Candela, esultava: quello nuovo è meglio di chi vecchio. Quello non è nuovo a caso, faceva riferimento al successore di Fabio Damiani all'ufficio provveditorato dell'ASP 6. Appena saputo il nome lo comunicò ad una persona. Per gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo è la traccia che porta a un altro appalto aggiustato, l'appalto per la fornitura di ecografi all'ASP 6. Ci sono ancora accertamenti in corso, l'indagine è coperta dal più stretto segreto istruttorio, c'è solo il riferimento nell'ordinanza di custodia cautelare che ieri mattina ha fatto scattare 10 misure di custodia cautelari svelando un sistema di tangenti nella sanità. E che l'inchiesta non sia finita con gli arresti di Damiani e dell'ex direttore generale dell'ASP 6 Antonino Candela lo dicono anche le parole del comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria, il colonnello Gianluca Angelini. Il quadro complessivo che emerge dallo spaccato investigativo è a dir poco allarmante, ha spiegato dopo gli arresti. La gestione degli appalti pubblici nella sanità siciliana appare affetta da una corruzione sistemica con il coinvolgimento con compiti e ruoli diversi di funzionari e
e dirigenti pubblici infedeli, faccendieri e imprenditori senza scrupoli, disposti a tutto pur di aggiudicarsi appalti milionari. Una corruzione sistemica e dunque i 4 appalti da 600 milioni di euro oggetto dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore aggiunto Sergio De Montis sarebbero solo la punta di un iceberg. Al centro delle nuove verifiche altre intercettazioni che risalgono al 2018. Dopo la scadenza dell'incarico di Candela, la cricca avrebbe provato a trovare un altro contatto all'interno dell'ASP 6. Damiani non è più all'ufficio provveditoriato dell'azienda sanitaria, ma alla centrale unica di committenza della regione. Assicurava di avere buone entrature con la nuova gestione, millantava o le sue pressioni erano reali. Ecco il perché delle ulteriori verifiche disposte dai sostituti procuratori Giacomo Brandini e Giovanni Antoci, un vero e proprio terremoto giudiziario che secondo l'accusa avrebbe avuto 2 centri di potere, uno legato a Candela e all'imprenditore Giuseppe Taibbi, anche lui ai domiciliari per avere fatto da tramite con gli imprenditori per la consegna del denaro, l'altro gestito da Fabio Damiani, ex responsabile della centrale unica di committenza della regione, oggi dirigente generale dell'ASP 9 di Trapani, che è finito invece in carcere con il suo faccendiere di riferimento, l'imprenditore canicattinese Salvatore Manganaro di 44 anni. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Sergio De Montis e condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria guidata dal colonnello Gianluca Angelini, coinvolge anche manager di aziende molto note del settore delle forniture sanitarie. Indagato a piede libero il deputato regionale Carmelo Pullara, eletto nella lista Idea Sicilia Popolari Autonomisti Musumeci Presidente, oggi componente della Commissione regionale antimafia e vicepresidente della Commissione Sanità, e accusato di turbativa d'asta. Avrebbe sollecitato, secondo l'accusa, Damiani ad aiutare una ditta, in cambio il manager gli avrebbe chiesto aiuto per la sua nomina. Il deputato regionale Carmelo Pullara, 48 anni, è indagato per turbativa d'asta nell'inchiesta Sorella Salute sulla corruzione degli appalti per la sanità in Sicilia. Il parlamentare dei Popolari Autonomisti, che fa parte della coalizione di centrodestra che appoggia il governo regionale, avrebbe dunque chiesto un favore per una ditta, la Manutencoop SPA, al direttore generale dell'ASP di Trapani Fabio Damiani, in cambio del sostegno alla nomina di quest'ultimo ai vertici dell'ufficio sanitario. Poi c'è un terzo agrigentino finito tra gli indagati, si tratta dell'imprenditore Vincenzo Licalzi, 45 anni, di Canicattì, che si occupa di forniture ospedaliere. Certificavano falsi invalidi in cambio di soldi. Questa mattina i carabinieri della dipendente stazione di polizia giudiziaria di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini tribunali presso il Tribunale di Catania nei confronti di 6 medici accusati in concorso aggravato nei reati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. In totale sono 21 le persone indagate. Problemi di sicurezza a bordo della Moby Zazza. Tunisini lasciano la nave della quarantena e vengono trasferiti a Villa Sicania a Siculiana. I dettagli nel servizio. 14 tunisini hanno protestato per l'intera giornata di ieri, chiedendo di poter scendere dalla nave della quarantena Moby Zazza. La loro richiesta è stata accolta, li hanno fatti sbarcare ieri in serata in banchina a Porto Empedocle. Una decisione presa per evitare problemi di ordine all'interno della nave, dove in 2 diverse aree ci sono un centinaio di persone. Sono risultati comunque tutti negativi tamponi rinofaringei ai quali erano stati sottoposti. Il gruppetto dei 14 è stato fotosegnalato dalla polizia e trasferito a Villa Sicania a Siculiana. Da ricordare il triste episodio di 2 giorni fa, quando un tunisino si è gettato dal traghetto ed è morto. L'uomo si è gettato in piena notte, per lui non c'è stato nulla da fare, il corpo del migrante è stato ritrovato al largo di San Leone. Indagini su quanto accaduto sono in corso da parte della procura, ma sembrerebbe trattarsi di un gesto commesso da un uomo in una situazione di stress. La nave ieri, dopo i necessari rifornimenti, è salpata con destinazione Lampedusa. Questa mattina ha imbarcato altri 137 migranti che erano sbarcati dopo un soccorso fatto dalle motovedette della Guardia Costiera delle Fiamme Gialle sulla Maggiore delle Pelagie ed erano provvisoriamente alloggiati alla casa della fraternità della parrocchia di San Gerlando. La Moby Zazza farà ritorno in rada a Porto Empedocle.
Gli operatori ecologici di Favara, dopo la protesta pacifica di ieri davanti il Palazzo di Città, questa mattina per il secondo giorno si sono astenuti dal lavoro, non ritorneranno a lavorare. Dichiarano gli operatori ecologici: siamo in attesa di 2 mensilità, abbiamo lavorato in piena emergenza e l'amministrazione ci sta ringraziando così. Insieme ai lavoratori presenti questa mattina alle categorie sindacali CGIL e CISL, in tarda mattinata anche il deputato regionale Giovanni Di Caro si è recato nel piazzale adiacente il campo sportivo per parlare con loro. Ho già chiesto al prefetto di Agrigento, dichiara Di Caro, un tavolo tecnico con tutte le parti interessate nella vicenda. Avranno tempo sino al 31 maggio i consigli dei 43 comuni dell'Agrigentino per approvare la bozza dello statuto definitiva della nuova società consortile che dovrà sostituire Girgenti Acque nella gestione del servizio idrico integrato. Vediamo. Consigli comunali agrigentini al lavoro per approvare il più in fretta possibile lo statuto della nuova società consortile che sostituirà Girgenti Acque nella gestione del servizio idrico integrato. Il termine è stato fissato entro il 31 maggio e l'atto dovrà essere approvato dai consigli dei 43 comuni agrigentini. Già il presidente del Consiglio Comunale di Licata, Giuseppe Russotto, ha inserito l'argomento nella scaletta dei lavori della prossima seduta in programma il 27 maggio alle 17. Al punto 3 infatti si legge: approvazione schema statuto dell'azienda speciale consortile Assemblea Territoriale Idrica AG9, contenente la modifica all'articolo 12. E anche il presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Alberto Tedesco, si sta muovendo in questa direzione, ma i tempi per l'iter sono lunghi. Nelle scorse settimane l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento ha inviato ai consigli comunali dell'ambito la bozza di statuto per la creazione della nuova struttura consortile che, nella volontà dei sindaci, dovrebbe sostituire proprio Girgenti Acque, colpita non solo da una interdittiva antimafia, ma rispetto alla quale l'ATI ha anche votato 2 procedure di risoluzione, la prima per inadempienza, la seconda appunto per intervenuta interdittiva antimafia. Un atto che dovrà essere adottato dai consigli in modo pedissequo, cioè non può essere cambiato una sola virgola, così come è stato proposto loro, altrimenti si rischia di dover riprendere praticamente da capo il processo di approvazione in tutte le assemblee cittadine. E qui sorgono i primi nodi, innanzitutto di tipo pratico. I consigli comunali sono infatti rimasti bloccati o quasi dall'emergenza sanitaria e bisognerà capire in questa fase 2 in che modo l'attività, come le sedute potranno riprendere e in che misura. Poi di tipo politico, l'analisi dello statuto ha già sollevato dubbi da parte di molti rispetto al ruolo che dovranno avere i consigli in questa vicenda. Alcuni consiglieri temono, e lo hanno già manifestato informalmente, di dover votare un atto che crea un'azienda, per quanto speciale consortile, della quale non si conoscono piani industriali e prospettive. Poi c'è un tema aggiuntivo, cioè il rischio che i comuni che si sono visti chiudere in faccia la porta della gestione diretta possano alla fine decidere di non agevolare questo processo, anzi di ostacolarlo. Si tratta di quei comuni che hanno chiesto, con la deroga dell'articolo 147 della legge 152 del 2006, recepita dalla regione siciliana con alcune modifiche nel 2015, di poter gestire direttamente in house il servizio idrico integrato. Sono stati 17 i comuni che hanno chiesto all'ATI di poter ottenere questo beneficio, ma di questi soltanto 8 hanno ottenuto 18 mesi di tempo per poter regolarizzare alcune disfunzioni e poter ottenere dunque l'autorizzazione. Si tratta di Santo Stefano di Quisquina, Menfi, Bivona, Burgio, Cianciana, Santa Margherita Berice, Alessandria della Rocca e Cammarata. Gli altri 9 sono stati scartati perché non rispettano i 3 segmenti previsti dalla legge o non hanno risorse idriche proprie. Superata questa fase, la nuova società consortile dovrebbe costituirsi con il voto degli organi che la compongono: presidente, consiglio di amministrazione, revisore dei conti, e poi dotarsi di una struttura organizzativa, cioè gli uffici e del personale. A Montevago 1.000 euro per ogni commerciante e niente Tari per 6 mesi. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. L'amministrazione comunale di Montevago ha incontrato i titolari delle attività commerciali gravemente danneggiate dall'emergenza Covid-19. Per sostenere la ripresa delle attività costrette a chiudere sarà concesso infatti un contributo a fondo perduto da 1.000 euro. A tal proposito saranno previsti 40.000 euro nel bilancio comunale. Le attività commerciali non pagheranno la tassa sui rifiuti per 6 mesi, saranno messi in campo altri interventi, se necessari. Anche l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è già prevista da norme regionali e nazionali. Per quanto riguarda le imprese edili, si cercherà di assegnare a turno dei lavori comunali. E il prima possibile, appena approvato il bilancio, dall'indomani inizieremo con questo supporto
degna, diciamo, tra virgolette, risorsa per quello che poi capiterà. Abbiamo messo in questo momento nel bilancio comunale per questa emergenza che è legata alla vostra presenza, poi a quello che avete avuto, 40.000 euro. Per fare questa una risorsa intanto comunale e mi auguro che trovi riscontro nel Consiglio comunale è quello di intanto per le attività commerciali che sono state completamente chiuse per credo un paio di mesi, per queste attività commerciali non far pagare la tassa dei rifiuti urbani per 6 mesi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Parma rimarrà capitale italiana della cultura anche per il 2021 a causa del coronavirus. La cittadina emiliana non ha potuto giovarsi del titolo, pertanto il segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha disposto un'ulteriore modifica della procedura di selezione attualmente in corso per il conferimento di capitale italiana della cultura, dove è in corsa anche Palma di Montechiaro. Pertanto slitta tutto di un anno e la città del Gattopardo, che concorrerà per il 2022, avrà tempo fino al prossimo 31 luglio per la presentazione dei dossier di candidatura. La stagione balneare è alle fasi di partenza. Quella del 2020 però sarà un'estate diversa rispetto al passato. L'emergenza Covid-19 ha già cambiato le nostre abitudini e anche andare al mare sarà diverso. Bisognerà mantenere le distanze di sicurezza ed evitare i contagi. Nelle aree attrezzate saranno i gestori ad occuparsi del rispetto delle norme in vigore. In questi giorni si sta valutando come gestire in sicurezza le spiagge libere. Una proposta arriva da alcuni componenti del Movimento 5 Stelle, quella di assegnare il ruolo stewards ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Come la Liguria, anche la Sicilia, dichiarano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Laimo, Valentina D'Orso e Adriano Varrica, ha l'opportunità di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza come steward nelle spiagge, già da questa estate. L'ANCI ha stilato delle linee guida per i comuni, ora manca solo per il presidente della regione siciliana e per i sindaci, che invitiamo a recepire la proposta sostenuta dal Movimento 5 Stelle e condivisa da molte associazioni di categoria. Ci rivolgiamo quindi principalmente a Nello Musumeci e ai sindaci Leoluca Orlando, Salvo Pogliese, Cateno De Luca e tutti gli altri sindaci siciliani. In questa delicata fase post-emergenza coronavirus, concludono i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, può essere utile alla cittadinanza impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza anche per attività di controllo nel territorio di ville e giardini dei nostri comuni, per disciplinare ingressi e distanziamento. I cattolici in politica chiedono un taglio ai tributi locali per via dell'emergenza nell'emergenza in cui siamo piombati. Vediamo. Nell'ambito delle attività istituzionali e sociali dell'Associazione Cattolici in Politica, rappresentata dal professor Enzo Di Natali, esperto in bioetica, anche quello di esortare le amministrazioni pubbliche alla riduzione delle aliquote relative ai tributi locali in rapporto al calo del valore immobiliare che le stesse hanno sul mercato. Quale speranza per la città di Agrigento e quanto ci chiediamo noi come cattolici in politica? Agrigento è una città dove ogni anno purtroppo si chiudono centinaia di case. Ogni anziano che muore è una casa abbandonata perché nonché un peso per gli eredi, i quali sono costretti a pagare tributi sempre più salati senza ricevere alcun frutto economico. Considerato che il mercato immobiliare ha subito un tracollo fino al 50% in meno, noi ci chiediamo, i contributi da versare non dovrebbero subire anch'essi una riduzione? Qui siamo adesso dinanzi ad una contraddizione palessiale. L'eredità, che un tempo era segno di ricchezza, oggi si sta trasformando in causa di povertà. Guai a ricevere una casa in eredità. A questo punto la domanda iniziale diventa drammatica. Quale futuro in una città senza giovani, senza lavoro, senza sviluppo? Dove andremo a parare?
Senza un adeguato progetto a lungo termine, purtroppo Agrigento è destinata al fallimento totale. Infatti, i quartieri satelliti sono diventati sempre più isole e desolate, dove regna un silenzio tombale. I cattolici in politica, a questo punto, hanno un dovere, e un dovere morale, quello di realizzare un autentico progetto, che mai c'è stato, un progetto che possa veramente guardare l'uomo e dare alle famiglie quella serenità di cui oggi hanno tanto bisogno. Maurizio Auriemma, ex questore di Agrigento, è stato promosso dirigente generale di pubblica sicurezza. Lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Auriemma ha lasciato Agrigento dopo 1 anno e mezzo circa di permanenza ed è stato trasferito a Bergamo, sempre come questore, a marzo dello scorso anno. Nell'arco di questi 3 anni di iter amministrativo, dal lontano 2018, non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai intrattenuto conversazioni con la stampa o con altri organi di diffusione, ma abbiamo soltanto ascoltato e in mero silenzio tutte le voci, sia della prima amministrazione, della seconda amministrazione, dei vari comitati e di San Vito Lo Capo, che hanno fatto in alcuni casi sia osservazioni che opposizioni in merito al progetto presentato nel 2018. Oggi, in virtù di quello che accade di recente con la presa di posizione del sindaco nel chiudere una conferenza dei servizi dove non è una questione ormai di legittimità o di illegittimità, ma è una questione di opportunità per la città, perché prendendo quella presa di posizione ha fatto sì che la Marina Bay oggi si ritira da questa attività di progetto di fattibilità con l'auspicio e lo scopo di fare insorgere negli imprenditori, in chi ha visione strategica e chi ha visione turistica futura, anche la curiosità di verificare di cosa si stava parlando. Il progetto depositato nel 2018 rispetto al masterplan depositato di recente nel mese di aprile del 2020 accoglie quasi totalmente tutte le osservazioni e opposizioni che erano state prodotte nell'anno 2018 da tutte le categorie. L'intenzione nostra era quella fin dall'inizio, ed è dimostrato, come ha citato anche il sindaco Peraino nel verbale, di avere la massima divulgazione, cosa che era stata carente forse nel primo aspetto, e di avere una condivisione sul progetto. Sì, soprattutto in questo caso era da parte nostra, perché volevamo in questa fase presentare alla cittadinanza la nuova visione progettuale e capire se questa visione progettuale poteva essere di prospettiva per la città di San Vito Lo Capo. La nostra istanza è basata su un accordo di programma fatto. Questo faceva sì che qualunque attore partecipasse alla conferenza dei servizi poteva integrare con risorse pubbliche tutte quelle criticità che oggi San Vito Lo Capo ha, come quello delle fognature, come quello del recupero delle acque bianche o delle acque piovane, che fa sì che pone delle difficoltà estreme, nel caso estremo per la città. Oggi, venendo meno questo atto, noi di buona visione ci ritiriamo, salvo che la cittadinanza o gli stakeholders che sono presenti sul territorio non hanno intenzione di perseguire questo programma, ma dovranno farlo innanzitutto incalzando il sindaco e la sua amministrazione comunale, che ha preso una decisione che per noi, seppur sotto il profilo legale ci risulta illegittima, sotto il profilo invece politico e territoriale può essere legittima. Abbiamo diffidato anche l'amministrazione di rendere pubblico il progetto depositato, perché è un atto di proprietà intellettuale. Non ci stiamo più a questi giochetti dentro, fuori, verbale sì, a breve termine, tutto quello che è stato riportato non esiste. C'era la possibilità di percorrere, secondo me, un iter progettuale che era di forte rilievo per il territorio dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista anche dell'attrazione turistica. Quello che accadrà nel prossimo futuro non lo potremo sapere né noi né loro. La cosa che noi ribadiamo è che oggi San Vito Lo Capo sicuramente, nemmeno nella non visione di quello che era proposto, ha perso un'occasione che è fondamentale secondo me per la strategia territoriale, non solo per San Vito Lo Capo.
L'Etna è in eruzione, fontane di lava e colonna di fumo. Dalle 4 di stanotte il vulcano catanese è in piena attività. Vediamo. Un incremento dell'attività stromboliana è stato registrato stanotte nel nuovo cratere di sud-est dell'Etna. Sono improvvisamente aumentate le eruzioni e le esplosioni che hanno prodotto una nube di cenere vulcanica che ha raggiunto i 4.500 metri di altezza, disperdendosi in direzione sud-ovest. Il fenomeno, secondo l'INGV-OE di Catania, è fortemente diminuito dopo 3 ore e l'emissione di cenere è rimasta confinata nella zona sommitale del vulcano. Nessuna modificazione del cratere voragine, dove c'è stata una periodica emissione di cenere che si disperde rapidamente. È in decremento l'ampiezza del tremore vulcanico, ritornata su valori medi, e la cui sorgente è nell'area del nuovo cratere di sud-est, ad una profondità media di 2,8 km sopra il livello del mare. L'Etna, con i suoi 3.340 metri di altezza, è il vulcano più alto d'Europa e tra i più attivi al mondo. Sono tante le eruzioni che hanno anche fatto vivere momenti di paura. Tra quelle del recente passato si ricordano le eruzioni del 1989, 1992, 2002 e 2003. Durante le eruzioni la montagna erutta fuoco, ceneri e fumo. Secondo gli scienziati l'Etna nacque 700.000 anni fa sopra la linea della faglia tettonica che va dalla Calabria percorrendo la crosta orientale della Sicilia fino ai Monti Iblei. Il 21 giugno 2013 l'UNESCO ha inserito il monte Etna nell'elenco dei beni costituenti il patrimonio dell'umanità. Da tempo il vulcano è una delle mete più visitate del sud Italia da appassionati, turisti e scienziati. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.